Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto questa mattina a teatro ed è veramente bello vederlo gremito di giovani studentesse e studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e arrivano da Udine, Pordenone, Gemona, qui da Gorizia, ne abbiamo veramente per tutto il territorio. E siamo qui per un motivo che solitamente non riempie le sale teatrali, perché stamattina siamo qui per la scienza, per le materie STEM, in particolare per il progetto STEM for All, un progetto che è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di secondo grado della regione Friuli Venezia Giulia, per diffondere una cultura orientata alle materie scientifiche e per contrastare pregiudizi e stereotipi di genere in tali ambiti, perché l'Università degli Studi di Udine si è accorta che la grande mancanza delle materie STEM è la presenza nei loro studi delle figure femminili. STEM for All, quindi le materie scientifiche come Science, Technology, Engineering and Mathematics, è un progetto ideato e coordinato dalla professoressa Antonina Dattolo, delegata alla terza missione del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine, che invito intanto a raggiungermi qui sul palcoscenico. Questo progetto è parte del progetto Giovani e Partecipazione in FVG 9, intervento numero 2, pari opportunità e inclusione nelle materie STEM della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. È stato ideato e realizzato all'interno del citato Dipartimento in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica dell'Università degli Studi di Udine. È sostenuto dal finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili ed è promosso dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da giovanifvg.it. Buongiorno professoressa Dattolo, e un applauso per la professoressa. Stamattina abbiamo 3 momenti principali e dopo i saluti istituzionali partiremo con la cerimonia di premiazione per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie superiori del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato a 2 gare, il Lab Contest dedicato alla progettazione di applicazioni per il web e per i sistemi mobili e un video contest per l'ideazione e realizzazione di un video. E a seguire continuiamo in bellezza con uno spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato dalla compagnia teatrale Topi da Laboratorio, Let It Beat. Entriamo nel vivo della mattinata, io passo la parola alla professoressa Dattolo. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, è veramente un piacere essere qui. E comincerei per parlarvi di terza missione, comincerei parlandovi di terza missione, che è un po' il motivo per cui siamo qui. E cos'è la terza missione? Beh, l'università ha 3 principali missioni: la didattica, e questa è abbastanza immediata, la ricerca, beh, questa può essere anche un po' più complicata, e poi appunto la terza missione, detta anche impatto sociale. La terza missione è l'insieme di tutte quelle attività di trasferimento scientifico, tecnologico, culturale, della conoscenza naturalmente, alla società. Quindi tutto quello che noi come università facciamo per entrare in interazione con la società e con il tessuto imprenditoriale viene definito come terza missione. Dal 2013 la terza missione è stata riconosciuta a livello accademico come una delle 3 componenti, una delle 3 missioni fondamentali per l'università, accanto appunto alla ricerca e alla didattica. E quindi promuovere la conoscenza è qualcosa di fondamentale, è lo strumento per noi per dare benessere alla comunità. Provo a fare un esempio di terza missione. Terza missione, per esempio, gestione del patrimonio e delle attività culturali. Terza missione è fare formazione per gli insegnanti continua
Terza missione sono tutte quelle attività di divulgazione scientifica. Sono momenti come questi in cui ci parliamo, ci raccontiamo delle idee e ci raccontiamo conoscenza. Ma terza missione è anche, per esempio, andare a svolgere attività per quella che è l'agenda ONU 2030 o anche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tra questi voi sapete che la pari opportunità, la parità di genere, così come il ridurre le disuguaglianze, rappresentano due degli obiettivi che sono elencati tra gli altri. E quindi vi dico cosa è accaduto. Circa un anno fa la professoressa Valeria Filì, che è delegata alle pari opportunità di questa università, ha voluto fortemente un progetto che fosse rivolto alle materie scientifiche e alle donne, che sono un po' le grandi assenti in questo ambito. Lo ha voluto, la Regione lo ha finanziato e lei mi è venuta a chiedermi se per il mio dipartimento, il Dipartimento di Scienze, Matematiche, Informatiche e Fisiche, fossi disponibile a realizzare questo progetto. E allora ero lì in quei giorni insieme alla professoressa Stabon, che non vedo ma è qui, l'ho vista prima. La professoressa Stabon, che è del liceo scientifico Duca degli Abruzzi, qui di Gorizia. E insieme ero lì perché abbiamo un appuntamento quasi fisso con le premiazioni regionali per le Olimpiadi della fisica e parlavamo di questo progetto e con lei mi sono confrontata e sono venute fuori delle idee per me veramente interessanti, importanti, che in qualche modo ho voluto poi portare avanti anche in questo progetto. Quindi la ringrazio di questo. Numeri bassi, dicevamo le grandi assenti, le donne. Parto da me, parto dal mio ruolo. Io sono una professoressa associata di informatica e sono in un dipartimento, il Dipartimento appunto di Scienze, Matematiche, Informatiche e Fisiche, che conta circa, ora siamo in un periodo in cui c'è un po' di movimento, ma 87 professori e ricercatori. E quante donne? Materie scientifiche, 8. Quante donne informatiche? 3. Guardo allora i corsi di laurea in informatica, i corsi di laurea in materie scientifiche, anche lì i numeri non sono molto alti, no? Non raggiungiamo spesso il 30%. E allora mi sono chiesta perché. Mi sono chiesta perché e la prima cosa che mi è venuta da pensare, pensando anche al gioco, al divertimento, perché poi le materie scientifiche sono e possono essere anche divertimento, creatività, stimoli, ho pensato: ma perché c'è il Game Boy? A un certo punto ero piccola e è nato il Game Boy. Ma perché Game Boy? Ma perché non Game Girl oppure Game All? E quindi mi sono detta: provo a fare questo progetto, una sfida. L'idea, anche proprio che veniva dal tipo di progetto finanziato, era di rivolgerci a voi delle scuole superiori. E ho detto: ma come mi muovo? Perché molto spesso questo tipo di progetti viene realizzato per le donne, con le donne, che sono le uniche interlocutrici. Non potevo farlo. Sono stata qualche anno fa delegata del Rettore all'inclusione digitale. Da anni lavoro con Fondazione Radio Magica, che ospitiamo all'interno della nostra università per l'inclusione e l'accessibilità. Non ho voglia di discriminare. Non voglio solo donne, voglio donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini, persone di ogni sesso e di ogni genere, perché una comunità viene fatta da tutti. E solo mettendo insieme tutto e la varietà di tutti i colori che viene qualcosa di bello. E io tutti i colori li voglio vivere. Obiettivo di questo progetto per me e per le persone con cui l'ho condiviso del mio dipartimento
è uno principalmente. Tanto spesso dobbiamo fare delle scelte importanti. Arriviamo a scelte che possono essere dalla scelta della scuola che frequenteremo, dell'università, ma anche del lavoro poi, e non sappiamo che cosa andiamo incontro. Non possiamo saperlo veramente, però possiamo provare a capire qualcosa di quello che andiamo a scegliere. E allora l'idea è che bisogna in qualche modo divulgare la conoscenza scientifica. Forse conoscendo, sapendo cos'è l'informatica, per esempio, cos'è la matematica, cos'è la fisica, cos'è in generale la scienza, facendo dei lavori insieme, come abbiamo fatto, no? Siamo andati in laboratorio all'università, molti di voi hanno partecipato, vedo molti volti conosciuti, e abbiamo sperimentato, abbiamo progettato, abbiamo fatto dei video contest, dei lab contest, cioè delle gare, della partecipazione in cui impariamo a conoscere cosa sono queste materie. Io credo che solo la conoscenza può dare un pizzico di consapevolezza in più nella scelta, in modo da liberarci anche da magari retaggi culturali o da stereotipi di genere o da un genitore che magari ci dice beh, ma questo forse è meglio che lo fa un uomo e non una donna, no? Quindi l'obiettivo è stato proprio questo. Non vogliamo convincervi a scegliere materie scientifiche, vogliamo darvi conoscenza, perché la conoscenza può dare quel pizzico di consapevolezza per scegliere veramente con libertà quello che piace. Non sono sola, naturalmente in questo c'è un team grandissimo e voglio giusto solo salutare e ringraziare le persone che mi sono state accanto in questo progetto. La Valeria Filì, senza di lei non ci sarebbe stato il progetto, è lei che è riuscita ad avere il finanziamento. La professoressa Stabonne e la professoressa Nadalutti, perché ci sono state vicine. Insieme ai loro dirigenti, Petitti e Battistutti, in maniera veramente egregia. Sono scuole con cui collaboriamo da anni e con cui si è stretto qualcosa di molto importante. Devo nominare Marco Corbatto, che è laggiù. Con Marco Corbatto e Gaetano Strano abbiamo cominciato ormai credo circa 8 anni fa un progetto che poi ci ha portato a qualcosa di importante, che è un progetto Up Inventory for Education, che è nel programma regionale di scuola digitale. Marco, mi piace ricordare una cosa che ha detto una volta ad una presentazione. È stato all'interno dell'Università di Udine un PhD student, quindi ha fatto un dottorato di ricerca mettendosi in gioco e lui disse sono un PhD diversamente giovane. Voglio ringraziare Giuliana Rossi, con il Marinoni naturalmente, la Chica Borcato che è anche qui, e tutti i dirigenti e tutti i docenti che veramente hanno permesso tutto questo. Chiedo scusa se non faccio tutti i nomi. E per la Regione l'assessore Rosolen, che pur non potendo essere qui vedremo con un videomessaggio, e in particolare la dottoressa Marginotto, che è la direttrice del servizio di coordinamento politiche per la famiglia, che non è potuta essere qui, ma c'è qui Chiara Furlan, che è la sua collaboratrice più stretta, insieme all'equipe di giovani FVG. Il Comune di Gorizia, il sindaco Ziberna, che tra poco verrà con noi. E lasciatemi dire un piccolo grazie, ma molto prezioso e importante, a Elena Polmonari, che in questo teatro lavora da anni e che mi ha aiutata in una maniera egregia a fare e rifare le piante delle vostre disposizioni man mano che arrivavano le disdette e le prenotazioni dei vostri incontri. E poi il mio team, Andrea Piovesan,
Nicole Della Libera, Roberta Maluta che non vedo, non so dov'è ma c'è, le ragazze che vedete in giro che hanno la maglietta Uniud for All, Sandra Missana, che nonostante sia in pensione mi ha aiutata e che era la coordinatrice della divulgazione scientifica per l'università. E qualche collega, vedo qui in sala Fabio Butussi. Grazie. Per ultimo, ma la persona senza la quale tutto questo non sarebbe possibile, il magnifico rettore, il professor Roberto Pinton. Grazie. Grazie, è proprio il momento di invitare sul palco il magnifico rettore, il professore Roberto Pinton, che invitiamo qui per un saluto. Buongiorno, prego. Grazie, grazie. Allora, sì, è sempre impressionante stare su un palco davanti a tutta questa moltitudine di giovani e diversamente giovani, perché ho parlato con alcuni vostri docenti, nostri colleghi in questa bellissima filiera formativa che hanno entusiasmo da vendere. Io partirei veramente con un applauso a loro. È un ringraziamento da parte nostra. Io avevo preparato un discorso, me lo sono fatto scrivere da ChatGPT, ma per due cose non lo uso. Uno, perché ha scritto talmente bene che sembrava neanche roba mia. La seconda è che, insomma, dopo aver sentito Antonella D'Atolo parlare di queste cose, insomma, viene emozione poi guardarvi tutti dall'alto, per una volta mi capita anche a me, e è una cosa veramente bella. Io i ringraziamenti li ha già fatti, cioè voglio dire il supporto, non solo il finanziamento da parte della Regione, in particolare l'assessore Rosolè e il suo staff, di cui non abbiamo mai sentito la mancanza, il Fondo Nazionale Giovani e poi il Comune di Gorizia, con cui abbiamo un rapporto strettissimo perché abbiamo corsi e attività in comune, ci stiamo preparando assieme a eventi spaventosi e impressionanti come sono quelli di Go 2025. Io sono daltonico, quindi per me siete tutti uguali. STEM for All è un titolo bellissimo. Noi all'università facciamo il bilancio di genere, è vero quello che diceva Antonella, stiamo guardando molto molto attentamente cosa sta succedendo a tutti i diversi gradi. Devo dire che anche grazie a questo tipo di iniziative la tendenza sta cambiando, le studentesse stanno aumentando molto di più rispetto agli studenti e vedrete che in poco tempo, ma insomma lo dice anche la statistica della popolazione, non potrà essere diversamente. Ma anche fra i dottorandi e le dottorande. Naturalmente più si sale meglio è. Io per carità sono un maschietto, ma mia mamma voleva una bambina. Questo non significa che il prossimo rettore, la prossima rettrice non possa essere donna, chissà, qualcuno in aula potrebbe candidarsi. Detto questo però, perché di nuovo le materie STEM? Piccola cosa, ho visto che un giornale, una testata di quelle online, ha scritto STEAM, che è vapore o fumo. No, è sbagliato, è STEM, che è un acronimo, una sigla, di fatto, come è stato ricordato, è tutt'altro che fumo. Sono gli argomenti di cui si discute, che permeeranno il nostro futuro. Ecco perché ci dobbiamo lavorare assieme. Però mi piace ricordare che per esempio qualche settimana fa abbiamo avuto la Cristiana De Filippis, che è una delle più grandi matematiche europee, una fra i 30 giovani in Europa più accreditata dal punto di vista matematico, è venuta a parlare ai nostri studenti e alle nostre studentesse. Qualche mese fa abbiamo avuto un evento che si chiamava Donne per la Scienza, in cui hanno parlato le nostre ricercatrici, ma c'era questa Marica Branchesi, che è un'astrofisica, una delle persone, secondo Time, delle 100 persone più influenti del pianeta al momento. Una ragazzetta che però bastava che ti parlasse e in realtà
quando siamo andati a pranzo, mi raccontava sì delle sue cose di astrofisica che io non capivo e del problema a gestire i suoi 3 figli. Sì, c'è spazio, c'è volontà e voi lo dimostrate, lo state dimostrando con la vostra passione. Ecco, poi questa iniziativa è stata descritta, vedremo, ci saranno anche delle premiazioni, come detto, ed è dura da tanto tempo e con la dedizione e l'abnegazione di tutti quelli che hanno partecipato, voi compresi, ragazzi e ragazze compresi, ha il successo che ha avuto, ma perché sono esperienze, diciamo, in cui lavoriamo, collaboriamo assieme. E questa è stata una cosa molto molto bella fino a riempire questo teatro. Certo, poi finisce appunto sul teatro, c'è il momento, diciamo, di celebrazione. Vedete, c'è Let It Beat addirittura, per cui abbiamo già avuto una diffida dai legali dei Beatles, e sarà questa performance tenuta dai topi di laboratorio. Allora voglio tranquillizzarvi tutti, sì, siamo un po' andati all'università, però in realtà poi le cose le facciamo piuttosto bene, cerchiamo ovviamente di portarvi ad arricchire il vostro bagaglio culturale. Devo dire che ho interloquito anche con alcuni dei vostri docenti fuori dal teatro, perché ho aspettato mezz'ora per poter entrare, ma è stato bello poter vedere la piazza antistante il teatro piena. Neanche i vostri docenti sono proprio tutti a piombo, cioè nel senso hanno delle idee così belle, innovative, che penso che Valditara impallidirebbe a sentirle. Io spero veramente, noi saremo qua per cercare di aiutarvi a realizzarle tutte, perché siete veramente bravi e belli. Ecco perché io sono nato facendo l'orientamento e il rapporto con le scuole, ecco perché sono qua oggi su questo palco a festeggiare con voi questo percorso che abbiamo portato a termine assieme. Io dico abbiamo, non per plurale Maria Stasis, ma mi metto solo come portabandiera e persona che ci crede moltissimo a questo tipo di attività. Ci saranno le premiazioni e saranno premiati solo alcuni dei gruppi. Naturalmente questo da una parte dispiace, però quello che mi è piaciuto sentire è la difficoltà che c'è stata nello scegliere chi premiare, il che significa che è stato fatto, avete fatto un bellissimo lavoro. Io credo che questo non debba essere disperso, quindi approfittiamo di questa bellissima giornata per continuare ad avere voglia di fare progetti assieme. Quindi grazie veramente anche per avermi dato questa opportunità. Sì, prego, professor Pinton si può accomodare. E io invece scomodo il sindaco Ziberna per un saluto anche da parte sua. Buongiorno. Eccoci. Grazie cara, buongiorno a tutti, grazie alla professoressa grazie al magnifico rettore e che mi sembra proiettato di pochi anni al Giurassico, 45 anni fa, dal palco del nostro teatrino, sala al liceo scientifico di Gorizia, quando avevamo le assemblee di istituto. Ma credetemi, oggettivamente, anche il vedere per voi oggi qui il magnifico rettore, che può essere per voi una cosa banale, in realtà io alle superiori non se ne parla, ma nemmeno all'università a Trieste io ho avuto mai il piacere di vedere il magnifico rettore. Perciò un rettore che si fa vedere, che partecipa, che dialoga con voi, credetemi, nel vero senso della parola, rappresenta un valore aggiunto. Ma anche queste occasioni come quelle di stamani o anche quelle che vengono fatte per l'orientamento sono opportunità, strumenti che nel Giurassico mio appunto sono strumenti che noi non avevamo. E faccio outing, ammetto che, salvo in modo blando, non sapevo che ci fosse questa criticità nella presenza delle donne in questo ambito di materie scientifiche e ancora non riesco a capirne le ragioni, perché qualunque cosa noi facciamo, didattica inclusa, hai bisogno comunque di una componente scientifica attraverso la quale si riesce a fare la didattica, ma vale per la medicina, vale per la letteratura, per qualunque cosa non necessariamente deve avere una componente scientifica. E poi non me ne vogliono i ragazzi qui presenti, io non parlo mai di marce in più.
Ma è vero una cosa, che il 90% dei miei collaboratori in ogni ruolo che ho svolto nella mia vita, il 90%, 80% erano donne. Ma perché? La componente femminile è essenziale perché comunque rappresenta un punto di vista diverso. Grazie a una sensibilità diversa, vissuti diverse, competenze diverse, c'è comunque un modo di percepire la realtà diversa che si trasforma anche in un apporto importante in termini di proposte, di valutazioni. Perciò io invito davvero le ragazze, naturalmente visto che c'è il magnifico rettore di Udine, parliamo dell'Università di Udine, qualunque scelta accademica naturalmente deve essere indirizzata a Udine, vero Magnifico? Ci mancherebbe altro, se non mi togli il saluto, vero? Al di là delle battute, pensateci davvero, perché questo segmento qui, questo settore è un settore, peraltro capisco che non è l'unico elemento di valutazione quello della possibilità di impiego, ma sappiate, e già lo sapete, che questo segmento comunque porta ad a ottenere un'occupazione, scelte di vita importanti. Perciò rinnovo un grazie a voi, al Magnifico, alla professoressa Dattolo, a tutti gli insegnanti e a voi naturalmente per la vostra presenza. Grazie di nuovo a tutti voi. Grazie anche al sindaco. E come è stato anticipato prima, l'assessore Alessia Rosolén purtroppo non può essere qui oggi per concomitanti impegni istituzionali, ma ci teneva comunque a portare il suo saluto e quindi ha preparato un messaggio che ora vi faccio ascoltare. Buongiorno a tutti e benvenuti a teatro per parlare di STEM. Inizio subito ringraziando a nome della Regione Friuli Venezia Giulia la professoressa Antonina Dattolo, che ha coordinato questa parte del progetto che l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia ha affidato all'Università degli Studi di Udine. Saluto ovviamente il magnifico rettore, il professor Pintone, e assieme a lui il sindaco di Gorizia, che ha collaborato nella realizzazione di questo evento che raccoglie oggi gli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al videoconcorso per promuovere le materie scientifiche. Ed è proprio la promozione delle materie scientifiche, lo studio delle materie scientifiche, uno degli aspetti su cui l'amministrazione regionale ha voluto concentrarsi di più, perché se è vero come è vero che il gap tra maschi e femmine laureati in materie scientifiche in Italia è più basso di molti altri paesi europei, penso sicuramente alla Germania e anche all'Inghilterra, è anche vero che rimane e permane un vulnus nella presenza delle donne all'interno delle facoltà scientifiche. Dare l'opportunità di combattere gli stereotipi e di combattere i principi per i quali qualcuno può non essere portato o essere portato per alcune materie è un compito che dobbiamo darci in questo lungo percorso verso la parità di genere. Combattere contro tutti i pregiudizi e combattere contro tutti gli stereotipi è qualcosa che spetta in particolare e in primis ai giovani, semplicemente perché così continuano un percorso già iniziato prima di loro. L'augurio ovviamente che questa opportunità che vi viene data oggi, che l'opportunità di affrontare in maniera libera il vostro futuro vi faccia comprendere che fondamentalmente oggi, rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro, chi sceglie una laurea STEM, chi sceglie un percorso di materie scientifiche e accompagna a questo la conoscenza di una lingua straniera ha già un contratto di lavoro in tasca. E ringraziamo anche l'assessore Rosolén per il suo saluto. Bene, è arrivata l'ora di entrare nel vivo di questa mattinata, quindi partiamo con la premiazione del Lab Contest. Io invito nuovamente a raggiungermi la professoressa Dattolo, così ci racconta di che cosa si tratta. Sì. 34 studentesse e studenti di 2 delle scuole tra quelle di Gorizia,
in particolare il liceo classico e il liceo scientifico del Dante Alighieri e il liceo scientifico Scienze Applicate del D'Annunzio Fabiani, si sono cimentate in un percorso a tappe, dei laboratori intensivi con l'aiuto, il sostegno e il supporto di una tutor speciale, Martina Aurizio, che prima ho dimenticato di citare. Vieni Martina. Laureanda in informatica, magistrale, l'8 giugno si laureerà, pochi giorni fa si è anche sposata. Abbiamo insieme progettato delle lezioni, aiutati anche dal professor Corbatto, per attivare dei laboratori in cui si progettasse un'app, imparare a capire cosa significa realizzare un'app è qualcosa di non immediato, no? Quando troviamo qualcosa di già realizzato ci sembra, ma immediato, sì, semplice, lo potevo fare anch'io spesso, no? Gli studenti quando guardano dicono, ma sì, è tutto semplice. Beh, quando c'è qualcosa che funziona veramente bene vuol dire che c'è tanto studio dietro, perché le cose usabili, accessibili, semplici da utilizzare, in realtà sono molto, molto complesse in qualche modo e anche molto stimolanti da realizzare. E quindi 4 incontri intensivi, mattinate intere in laboratorio. Dopodiché ci siamo dati un tempo per andare a Udine, perché all'Università di Udine abbiamo un Lab Village, un centro di eccellenza in cui ci sono laboratori con varie specialità, e con gli studenti abbiamo preso una corriera e si sono aggiunti altri studenti anche del Marinelli, di altre scuole della regione, e siamo andati a visitare questi laboratori per fare un'esperienza lì. Poi siamo andati a guardare le mostre che c'erano attive sui fumetti, sulla matematica nei fumetti e sulle scienze e le donne nelle scienze. Insomma, abbiamo avuto un percorso insieme fatto con questi 34 studenti, studentesse e studenti, e poi abbiamo lanciato un contest. Il contest era qualcosa di molto base, diciamo, come idea, progettare un'app per generare password. Da lì poi ogni gruppo doveva iniziare a lanciare l'idea. Abbiamo creato dei gruppi dove ci fosse almeno una ragazza nel gruppo, di 2 persone, in genere una ragazza e un ragazzo, ma anche gruppi solo al femminile. E abbiamo ricevuto veramente un gruppo di app, 15, che guardarle così, insomma, non rende probabilmente l'idea, ma erano ricche di contenuti, di innovazioni, di genialità per alcune idee. E allora invece di un premio ne abbiamo assegnati 2 perché ci sembrava giusto. Abbiamo voluto dare un premio per la migliore app rispetto alle funzionalità e alla creatività che c'era dietro, e un altro premio invece per l'interfaccia grafica e il modo in cui veniva poi gestita. E allora io direi che dobbiamo chiamare i ragazzi. Li chiamiamo. Qui vedete tutti i loro nomi iscritti, ma noi li vogliamo nominare lo stesso. Sono pronti dietro le quinte, quindi io li invito ad entrare. E nel frattempo vi dico che per il liceo classico Dante Alighieri e per il liceo scientifico Duca degli Abruzzi dell'Isis Dante Alighieri di Gorizia abbiamo qui Francesca Braida, Giacomo Cassina, Francesco Davini, Francesco De Savorgnani, Sofia Di Franco, Eleonora Favot, Sofia Giraldi, Valentina Loi, Cristian Lucchesi, Giorgia Medeot, Samuel Pers, Maddalena Pipi Galletta, Simone Roncato, Giada Scuderin, Sofia Zavadlav e Francesco Zimolo. Venite pure al centro, ragazzi, prendetevi la scena, questo è il momento per voi. Mentre invece per il liceo scientifico sezione Scienze Applicate dell'Isis D'Annunzio Fabiani, sempre di Gorizia, ci sono qui sul palco Sara Abbati, Davide Battista, Kevin Bo, Chiara Adele Candussi, Claudia Giovanna Corvo, Francesco De Giovanni, Giulia Fain, Ginevra Lotito, Rachele Lanza, Valerio Manni, Loris Nurca, Marco Ungaro e Lisa Widmar.
Eccoli qua. Posso fare un'osservazione? Ci sono più ragazze che ragazzi. Cosa vedete voi? Io ora solo ragazzi. Un po' di coraggio, no? Venite più avanti anche voi ragazze, siete nascoste lì dietro. Fatevi vedere, ragazze. Allora, per il momento delle premiazioni io invito nuovamente il sindaco Ziberna a venire qui sul palco per consegnare i premi che nel frattempo sono stati preparati dietro le quinte, e i ragazzi hanno invece già ricevuto tutti quanti un piccolo riconoscimento in ricordo di questo percorso, per premiare la loro dedizione e tutta l'energia che hanno investito in questo progetto. Però direi che è arrivato il momento clou, il primo momento clou della giornata, quindi le premiazioni per il Lab Contest. Il primo dei premi che consegniamo è quello per la creatività e la ricchezza delle funzionalità, che va a Giada Scuderin e Francesco Zimolo. Venite pure avanti, Giada e Francesco. Classe quinta e quarta del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi, dell'Isis Alighieri di Gorizia. Il premio, nel frattempo venite pure ragazze così consegniamo, il premio per la creatività e la ricchezza delle funzionalità viene assegnato per l'introduzione e la realizzazione di funzionalità originali, per la coerenza grafica, per la validità della progettazione e la cura dei dettagli. Un applauso ai ragazzi. Abbiamo fatto le foto. Eccoci, grazie ragazzi. Continuiamo perché i premi da consegnare sono 2 ed il prossimo è quello per l'originalità e l'interfaccia grafica, che va a, momento di suspense, Ginevra Lottito e Giulia Fain. Ginevra e Giulia, classe seconda del Liceo Scientifico, sezione Scienze Applicate dell'Isis D'Annunzio Fabiani. Il premio per l'originalità e l'interfaccia grafica viene assegnato per la coerenza visiva, la creazione originale del logo e la cura dei dettagli grafici. Abbiamo i premi pronti qui dietro di me. Momento fotografico anche per le ragazze. C'è un momento paparazzi dal pubblico. Ok. Allora io direi che si può fare anche una foto tutti assieme con i ragazzi, magari anche gli altri 2 vincitori, mettetevi pure in avanti, voi avvicinatevi pure tutti al centro, così fate una bella foto tutti insieme, anche con la tutor Martina Aurizio, la professoressa. Sì. Magnifico. Il rettore. Vogliamo anche il rettore? Eh sì, anche il professor Pinton. Non si fa la foto senza magnifico. No. Vieni qua. Sì, al centro. Eccoci, forse abbiamo fatto, se ci date un ok da dietro i cellulari e le macchine fotografiche. Ottimo, perfetto. Allora possiamo, prima di congedare
i ragazzi. Io congedo intanto il signor sindaco, se si vuole accomodare. E prima di congedare tutti i partecipanti al Lab Contest, vi introduco brevemente il secondo contest della giornata, anche perché alcuni dei ragazzi che hanno partecipato sono gli stessi. Il video contest. La sfida era quella di incentivare e promuovere le materie scientifiche, chiedendo alle studentesse e agli studenti delle scuole di secondo grado del Friuli Venezia Giulia di realizzare un video per diffondere una cultura orientata ad approfondire le materie STEM e contrastare pregiudizi e stereotipi di genere nell'accesso alla formazione STEM. Sono arrivati 21 video per il concorso con 46 partecipanti. Ora noi li vogliamo invitare tutti qui sul palcoscenico, quindi c'è bisogno di coordinarci un attimo. Allora, chi di voi ha partecipato anche al video contest rimanga pure qui sul palco, gli altri invece si accomodano dietro le quinte, così potete tornare in platea. Passate pure da questo lato, ci sono le ragazze che vi guidano. Mentre invece qui accanto alle scalette ci sono già le ragazze dell'università che consegnano anche a tutti i partecipanti del video contest un piccolo riconoscimento, anche qui per premiare il loro impegno e come ricordo del progetto. Nel frattempo, mentre loro arrivano, nuovamente li vogliamo nominare tutti e vedrete che le scuole partecipanti sono veramente tante. Parto con l'Isis D'Annunzio Fabiani di Gorizia, per il quale abbiamo Filippo Barbieri, Chiara Adele Candussi, Veronica Carnale, Noemi Cassini, Elisa Degano, Giulia Fain, Francesco Felisio, Sara Gergolet, Ginevra Lotito, Arianna Martinelli, Diana Micheli, Emiliano Pussing e Chiara Zagato. Applauso. Mentre arrivano invece per il liceo scientifico Michelangelo Grigoletti di Pordenone c'è Laura Busuioc e Luca Busuioc. Per il liceo scientifico delle scienze applicate Isis Arturo Malignani di Udine, Iris Bombardier, Wayne Licai, Caterina Candelotto, Maddalena Gaddi, applauso. Rachele Marraro, Giorgia Maurutto, Davide Meneghini, Sara Milocco. Facciamo un applauso che vale anche per i Grigoletti di Pordenone, che sono solo in 2, non vale. Per il liceo scientifico dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Isis Magrini Marchetti di Gemona, Veronica Rampazzo con Andrea Molinari. E per il liceo scientifico Giovanni Marinelli di Udine, qui mi dovete scusare per la pronuncia, ma Bugarn Rayan e Agata Furlani. Spero di averlo detto bene, nel caso non vogliatemene. Per il liceo artistico Giovanni Sello di Udine, Agata Bastianutti. Fatevi sentire, Giovanni Sello. Per l'Isis Galilei di Gorizia, Pietro Boscarol, Federica Callipari, Eldar Dobronic, Taira Garizio, Andrea Matkovic, Giorgia Palano, Ilaria Paiano, Michele Ongaro. Per l'Istituto Tecnico Antonio Zanon di Udine, Gemma Cornelio, Laura Valle Pulcini, Chiara Zucchia e per l'Educantato Statale Collegio Uccellis di Udine, Giulia Mian, Giada Slongo, Sofia Wong. Applauso. Concludiamo in bellezza con l'Istituto Tecnico Gian Giacomo Marinoni di Udine, per il quale abbiamo Anna Ausilio, Giacomo Antonio Fusco e Anna Ponzo. Un applauso generale per tutti questi ragazzi che sono qui. E questa è una piccola anteprima di tutti i video a concorso che sono arrivati. Nel frattempo mi ha raggiunto anche la professoressa Dattolo. Sì, dovevo venire perché devo dire una cosa. Quanta difficoltà e quanta meraviglia con questi video. Bisognava scegliere. Avevamo fatto un regolamento con un primo classificato e un secondo classificato. È stata dura perché veramente ogni video ci ha dato un'emozione pazzesca. Li ho guardati fino alle 2 di notte, l'ultima notte, e c'era un messaggio importante dietro tutti. C'era un lavoro fatto, un lavoro che veniva dai ragazzi,
che veniva probabilmente anche dai docenti, no? Che in qualche modo li hanno supportati, delle idee meravigliose, quindi un fremito e una gioia. E allora abbiamo deciso come commissione all'unanimità di dare dei premi in più. Ci sembrava giusto. Abbiamo pensato a un premio per l'efficacia, un premio per l'originalità, un premio per la creatività, un premio per l'innovazione. E poi il secondo e il primo classificati. Tenevo a dire, veramente voglio ringraziare tutti voi e tutte le scuole per aver partecipato a questo. Grazie. E gli obiettivi, parliamo degli obiettivi principali che hanno ispirato appunto tutti questi video che sono pervenuti per il concorso. Il primo, quello di potenziare lo sviluppo del pensiero computazionale e le competenze di programmazione nelle giovani donne. Tutti gli obiettivi sono naturalmente rivolti alle giovani donne. Contrastare pregiudizi e stereotipi di genere nell'accesso alla formazione STEM. Diffondere una cultura orientata ad approfondire le materie STEM, sempre nelle giovani donne, e proporre modalità che incentivino l'orientamento verso i corsi di studio universitari e le carriere STEM delle giovani donne. Qui ne vediamo qualcuna sicuramente, e è il momento appunto di consegnare i premi. Procediamo prima con i 4 premi che la Commissione ha deciso di aggiungere e poi andiamo con il secondo e il primo premio. Per farlo io invito nuovamente il magnifico rettore per la consegna dei premi qui sul palcoscenico. Nel frattempo dietro le quinte le ragazze sono pronte con le cose da consegnare e procediamo. Il primo premio che viene consegnato è per l'efficacia e viene assegnato a Agata Furlani, Liceo Scientifico Marinelli di Udine. Vieni Agata. Per la forza del messaggio e l'impatto visivo. Eccoci, abbiamo il premio che consegna il rettore. Un applauso per Agata, una foto. Complimenti Agata. Procediamo. Il premio creatività che viene assegnato a Andrea Matkovic, Michele Ongaro e Taira Garizio. Isis Galilei, indirizzo informatico di Gorizia. Complimenti ragazzi. Il premio viene assegnato per l'inventiva e la qualità dell'opera. Sì, Un applauso anche per loro. Eccoci, abbiamo le foto, abbiamo tutto, potete tornare tra i vostri compagni. Andiamo pure avanti con il premio per l'originalità del messaggio, che viene assegnato a Maddalena Gaddi. Maddalena Gaddi, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell'Isis Malignani di Udine, per aver trasformato la propria esperienza in un'emozione per tutti in maniera originale. E concludiamo con il quarto dei 4 premi aggiunti, il premio innovazione, che viene assegnato a suspense Giacomo Antonio Fusco, Anna Ausilio e Anna Ponzo dell'Istituto Tecnico Marinoni, indirizzo grafica e comunicazione di Udine. Premio consegnato per la proposta di idee innovative e la cura dei contenuti.
Complimenti anche ai ragazzi. Facciamo le foto e direi che possiamo procedere. Qui ci vuole della suspense vera perché entriamo nel vivo delle premiazioni con il secondo classificato al video contest. Veronica Rampazzo, per aver realizzato assieme ad Andrea Molinari il video dal titolo #STEM4All. Veronica riceve il premio, un diffusore Bose SoundLink, una cassa Bluetooth di ultima generazione, ma c'è un premio anche per Andrea. Alla team leader Veronica Rampazzo, la cassa Bose, e Andrea un bel caricatore wireless realizzato per l'occasione. Ora vediamo il video dei ragazzi e lo vediamo qui sullo sfondo. Complimenti ragazzi. Ora però è il momento di assegnare il premio al primo classificato. Siamo pronti per il primo classificato? Qui ci vuole della suspense vera, eh? Il premio va ad Agata Bastianutti, studentessa, ci teniamo a specificare, del primo anno del Liceo Artistico Giovanni Sello di Udine. Un applauso per Agata. Possiamo consegnare il premio ad Agata, che riceve un iPad di ultima generazione e anche lei il caricatore pensato per l'occasione, che è quello che hanno ricevuto anche gli altri. Il premio, un applauso per Agata. Il premio viene assegnato per l'efficacia e l'immediatezza del messaggio, la coerenza degli obiettivi, la qualità e la creatività, per aver pensato in positivo, per avere con poche immagini suggestive permesso a tutti noi di unirci al sogno realizzabile di un mondo senza pregiudizi né stereotipi di genere. E ora lo vediamo insieme. Posso? Prego, professoressa.
devo ringraziare davvero di cuore perché Agata non poteva venire oggi, aveva un impegno, ma la sua scuola si è unita intorno e le ha permesso di essere qui. E vorrei veramente ringraziare quindi tutti i docenti, i dirigenti che sono qui in sala e anche quelli che non sono in sala, ma chiederei a quelli che sono in sala di salire perché vorremmo fare una foto insieme, perché siamo una bellissima comunità e un bellissimo gruppo. Sì. Marzia, Marco, Valentina, non fatevi chiamare per nome, Sara, salite vi prego, siete qui con noi. È un momento molto bello e dobbiamo essere tutti uniti come sempre siamo stati. Chicca, dov'è? No, tu sali. Giuliana Rossi, nome e cognome, sali. Chicca Brocato, dov'è? Salite, vi prego. Posso aggiungere ancora un'altra cosa, me lo permetti, Camilla? Ma certo, professoressa, lei può fare quello che vuole. Grazie. Non ho ringraziato prima delle persone super speciali, che sono quelli che saranno tra poco qui sul palco, con cui abbiamo cominciato a pensare a questo progetto più di un anno fa. Ci hanno messo il cuore e hanno fatto qualcosa, non so cosa sarà, perché io ieri ero qui alle prove, siamo stati qui a teatro fino a tarda sera, ma io non sono voluta restare qui ad ascoltarli. Quando loro hanno fatto le prove io mi sono defilata e poi sono ritornata perché anche per me è una sorpresa. Però ci hanno messo il cuore e quindi volevo ringraziarli, non l'ho fatto prima. Ma li vedrete tra poco e si presenteranno loro stessi. Bene, io vi congederei in questo momento e direi che i professori, il rettore e la professoressa Dattolo possono scendere dalle scalette e i ragazzi invece li facciamo scendere da dietro le quinte, quindi accomodatevi pure e ci sono le ragazze dell'università che vi guidano. Attenzione solo ai cavi perché qui è già tutto allestito per lo spettacolo che segue. Ecco, prima di introdurre lo spettacolo vorrei chiamare di nuovo un altro applauso per il progetto perché traspare veramente l'impegno e la dedizione e l'amore con cui tutte le persone ci hanno lavorato, dagli ideatori ai ragazzi ai professori. È veramente direi un progetto ben riuscito. Cambiamo argomento. Arriviamo al nostro spettacolo Let It Beat, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato dai topi di laboratorio. Loro si definiscono una compagnia di ricercatori, sono ricercatori e divulgatori scientifici che approcciano alla comunicazione della scienza con uno stile scanzonato, irriverente, ma senza mai perdere in rigore scientifico. Vedo già che il palco è stato sgomberato così da lasciare solo il loro allestimento e lo spettacolo è stato creato appositamente per il progetto STEM for All su invito della professoressa Dattolo, quindi avete proprio uno spettacolo fatto apposta per il progetto, per quello per cui siamo qui oggi. Con un applauso io vi lascio ai topi da laboratorio e buono spettacolo.
basta, io non ce la faccio più. Immagino. Ogni volta che torniamo a casa dopo questi turni di notte è un disastro, veramente. Arrivo, sono stanco, non sopporto più nessuno. Mi stanno tutti antipatici. Beh, questo è un problema tuo. Questo è sicuramente un problema mio, ma lavorare 8-10 ore notturne e poi stare in mezzo a gente che non sopporti, tipo lui, diventa davvero difficile, veramente difficile, scusa. Ah, guarda, a me basterebbe un lavoro che la mattina ti alzi con la sveglia normale, alle 8, alle 9, 5 finisci, vai a casa e la sera riposi, le 8 ore, normale. Certo. No, a me questa cosa non mi basta più. Io ora voglio di più, voglio starmene a casa, computerino, teino, pantofole, rilassato, senza pensare a niente, senza vedere nessuno, non voglio vedere nessuno. Sarebbe proprio il mio lavoro ideale. Persino troppo, diciamo, No, ma che troppo? Per questa libertà. Ma non basta mai. Ma mi domando, ma ci sarà qualcuno che ha la fortuna di starsene a casa, bello rilassato, sai, mi immagino una tutina col cappuccio magari, sai, bello tranquillo, sereno, non ne frega niente di vedere nessuno. Facile, eh? Certo che Facile, c'è. facile. Ciao Charlie. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Buongiorno. Dai, ho cominciato da una mezz'oretta. Ah, bene. Noi pensa, abbiamo cominciato da 8 ore, siamo un po' stanchi infatti, però... Vabbè, Lo odiamo però, tutti. ragazzi, almeno voi state all'aria aperta, vedete persone, io sono sempre qua da sola tutto il giorno. Io le odio le persone che vedo, le odio, non le sopporto più. Antipatici, tutti antipatici. Questo ti abbiamo detto è un problema tuo, ma comunque... Sì, ho capito, però... Sì, certo, non sarà semplicissimo quello che Charlie fa, questa libertà forse ha un prezzo. Ma io non ci capisco niente di quelle robe lì, per cui figurati. No. Non mi scambierei sull'argomento, sulla posizione sì. Ma va, ragazzi, guardate che non è mica così difficile quello che faccio. Cioè, alla fine un programma è una sequenza di Si capisce istruzioni, niente. Cioè, è una sequenza di istruzioni. Una Cioè, sequenza complicatissima di ma istruzioni. insomma, non così tanto. Poi, alla fine un programma è un algoritmo che... Io non ho capito che vuol dire questo. Algoritmo. Sì, Ma che un vuol algoritmo che è una sequenza di istruzioni. Non so, prendete tipo una ricetta di una torta in cucina. È una sequenza di istruzioni? È un esempio di algoritmo. Certo, infatti quando faccio le ricette io con il QB del sale mi viene un porcaio. Quindi non funziona. Vabbè, ma perché il QB, ammetto, il QB è una cosa che in realtà non bisognerebbe mettere perché è un po' imprecisa, il computer è un po' stupido, non lo capisce. Però a parte il QB, il resto è quello, è una sequenza di istruzioni, niente di più. Quindi una ricetta precisa. Esatto, una ricetta precisa. Una prescrizione di cose No, da la fai fare. facile, non funziona così. Non avete mi capito? convinci. Non tanto. E No. dire che questo algoritmo è sulla bocca di tutti, però... Ma ragazzi, ma facciamo un gioco. Facciamo che io scrivo un programma e voi fate gli automi che eseguiscono tutto quello che dico io. Dai, così L'automa cosa fa? mi fate passare un po' di divertimento questa mattinata. 10 minuti, faccio 10 Non minuti ci di penso. pausa. E dai, va bene, Nemmeno, ma sì. siete pazzi, Sì? non Sì. stanco. Dobbiamo stare in piedi? Sì. Ho trovato la mia posizione. Allora, dai. vediamo. Ma davvero? Devi fare sta cosa? Dai. Proviamo. Dai, solo perché ti voglio un bene. Ok, Ci sgranchiamo allora le gambe prima di... Sì, beh, anch'io. potremmo fare... Allora, io per farla semplice faccio cose tipo che io stampo un'istruzione, uso print, quindi stampo un'istruzione e voi la eseguite e fate gli automi. Fate Alice e Bob, Io faccio Bob. va bene? io faccio Alice. Allora, quindi io faccio print, quindi stampo l'istruzione. Quando faccio run... No, ragazzi, run significa eseguire, ok? Ok. Quindi io scrivo l'istruzione, poi faccio run, che significa esegui, e voi la eseguite. Quindi Esatto. print è quello che devo fare, run comincia a farlo. Esatto, quindi print, cosa potremmo fare? Per esempio, mettete le braccia a 90 gradi. Run. Ok, non sono stata precisa. Mettete le braccia a 90 gradi davanti a voi. Run. Bene. Avevo ragione io? Bene, Avevo bravi, ragione io. bravi. Poi facciamone un'altra. Mettete le ginocchia a 90 gradi. Run.
Bravi. Bene. Poi Scusa Charlie, io non le so fare questi movimenti. questo non era complicati. compreso nell'automa, Poi mettete e poi tornate. Quanto ci dobbiamo stare così? Fino alla prossima istruzione. Che farei Tornate alla velocemente. posizione di partenza. Run. Bravi, bravi. Adesso sai cosa facciamo? Mettiamo insieme tutte queste istruzioni in una funzione, ok? Quindi definiamo una funzione che fa tutte queste istruzioni in una volta. Cioè Va bene? senza step, cioè un passo e vado dritto. Esatto, esatto. Le mettiamo tutte insieme. Bene, bene. E come la chiameremo questa funzione? Cosa avete fatto secondo voi? Metto le mani avanti, piego le ginocchia e ritorno alla posizione iniziale. Uno squat? Bravo. Ecco. Definiamo uno squat. Quindi cosa avrà? Mettiamo insieme tutte queste istruzioni. Op. Squat. Va Squat. bene. Su, Non ci vado molto questo spesso. è facile. In palestra. No, vabbè, Possiamo però le basi, fare? dai. Le basi, ma... Tu lo sai comunque fare. Io ho sì. già sudato con uno, Cercherò di copiarti. Ok. Quindi abbiamo definito la funzione e adesso la chiamiamo. Vai. Siete pronti? Pronti, Sì. pronti. Squat, magari scrivo giusto. Pronti? Run! Bravi, bravi. Coordinazione. Che Bravi. coordinazione. Adesso facciamo ancora più complicato e lo facciamo un numero di volte continuo. Quindi facciamo un volte. ciclo. Un ciclo. un ciclo. Facciamo un ciclo. Facciamo che per for i in quante volte facciamo? Poche. Pochissime. 5. For Cinque già- range in cinque già 5. impegnativo. Allora, intanto a ogni iterazione insomma la chiamiamo, quindi Quindi come in palestra, Squat, una ripetizione di più 5 uno, volte della e stessa... poi facciamo il nostro Preoccupante, squat. speriamo preoccupante. 5 ce la faremo, dai. Pronti? Vai. Ce la possiamo Vai. fare se scriviamo squat. Run 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ma Una l'ho fatta da tempo, no? siamo Avete a- ragione, avete ragione. così Volete un c'è po' di molto. tempo per ogni istruzione? Ah sì? sì, siamo un impor- automi umani, non so come dire. Time. Abbiamo Quanto dei tempo tempi- volete? Anche stanchi. 3 secondi, 2, qualcosa sì. del genere, il tempo che ci mettiamo... 2 e mezzo? Sì, politicamente corretto, 2 e mezzo. 2 e mezzo, mezzo. dai. Pronti? Vai. Run 1, 2, 3, Guarda, come si fa? Guarda forti. 4, Come si comincia 5. bene? Ai ai ai, L'ho forse in detto, palestra porca male, dovresti ma se voglio Bravi! andare a letto c'è un motivo, no? più spesso anche tu, eh? Fa male, oh. Io ti voglio smettere. Speriamo bene. Bene, adesso facciamo l'ultima cosa, la più difficile. Invece di fare un Ancora? ciclo for, Hai notato la situazione dei miei ginocchi? Più difficile. facciamo un ciclo while. Ok? Facciamo un ciclo while che significa While marca che male. dovete fare qualcosa finché una condizione diventa falsa. While mentre la condizione vera la fate, Ok. appena diventa falsa non la fate più. Quindi vabbè, in questo caso non abbiamo il ciclo for, quindi dobbiamo contare noi, conto uguale a 0, e poi dobbiamo fare una condizione. Quindi dobbiamo mettere una variabile con un valore che sarà il valore della condizione. Ok. Ad esempio facciamo mani Può fare il alzate cambio entra un altro? uguale a Uno 0. dobbiamo fare il posto Mani mio. Ok. alzate, hai letto, Quindi cambia la... while Mani alzate? mani alzate è minore di 15. Minore quindi di? 15. Tanto la conta la dobbiamo aumentare ad ogni Forse voleva dire dita iterazione. alzate. No, ha detto mani. Mani? Vuol dire 15 mani? Print. No, sta cosa è preoccupante, eh? Non funziona, Questo eh? lo copiamo da qui. Scusa Charlie, ma 15 mani alzate, noi siamo solo 3. Sì, vediamo se la provvidenza vi darà una mano. Andiamo bene. Qui La provvidenza siamo messi conta. benino. Ok. Allora, mani alzate, minore di 15, conta più 1, squat, contiamo, squat, Vai. pronti? Vai. Sì. Run, 1, 2, 3, Non c'era delle mani da alzare? Qua- la 4. storia della condizione, Charlie. mani? 5, Charlie, le mani!
Mi sono Charlie? dimenticata di cambiare. Ginocchi, forza. Che cosa ti sei dimenticata? Mi sono dimenticata di cambiare la condizione, la variabile. ok. La cambiamo sta condizione quindi? rapidamente? Quindi è un ciclo infinito, non si Cosa? cosa? Chiudi sta cosa, forza! sì, Un ciclo infinito. sì, ragazzi. Sì, ma la puoi fermare no, sto ciclo o no? scusa, Fermiamo tutto, ricominciamo. sarà meglio. Mi sa che è l'unica cosa. Sei pazza! Va bene. Cioè, Questa è tortura. già prima si stava spezzando in due, ho adesso un capito. ciclo infinito. Avete ragione, quindi dobbiamo aggiungere di cambiare la nostra variabile mani Un po' di pietà, alzate, uguale, facciamo un int, quindi ad ogni iterazione adesso invece ve lo chiedo, no? Vi chiedo quante mani alzate La ci buona sono. programmazione, Mani Mani. Ah, ma era scritto lì? punto di sì, domanda. sì, dovrebbe essere giusto, Perché avevo C'è la visto, seguivo, ma- condizione. Bene. Pronti? Dai. Run, squat 1. Mani alzate? 0. 0. 0. Squat 2. Mani alzate? Oh, una. Una. Grande, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buono, buono, una buona partenza. Squat 3. Mani alzate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Grandi! Siamo sopra 15, fatta. Vai, Fatta. È stato troppo facile, Avete salvato ragazzi. il ginocchio, grandi. Grazie, Meno male. grazie. Allora, scusate, ho detto che era l'ultimo, ma visto che è stato così facile, facciamone un altro, Come un no? altro? Facciamo mani alzate uguale a 50. Ma 50, non ce ne approfittiamo. Però sono buona, quindi aggiungo un'altra condizione. Quindi dico, ogni iterazione vi chiedo, se state morendo, interrompiamo tutto. Com'è Va bene. umana. Non c'è tanto, E questo è un se, quindi un if, quindi if. Ok, quindi c'è un'altra condizione. Se per caso noi stiamo morendo si ferma tutto. Meno Va male. tutto bene, quindi tieni d'occhio le State ginocchia. morendo, Quindi abbiamo fatto l'if, abbiamo fatto quindi il se mi for, abbiamo fatto il rispondete while, abbiamo sì, fatto tutto. ci fermiamo, facciamo un break, quindi Un interrompiamo bel proprio break, tutto. ok. Come Va le bene? tue ossa. Sì. Pronti? Run, state morendo? No. 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 Mani alzate? 2. 2. State morendo? No. Mani alzate? 6. Bastardi. Alzate le mani. State morendo? Forza. No. No. Mani alzate? Ma che infame, non 2, andate giù 3, tutti, 4, guarda 5, lì. 6, 7, 8, 18. Che infami. State morendo? Ragazzi. No. No. Mani alzate? Ma che Non ci posso timidi, dire, ragazzi. associazione antilinguere. Forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ragazzi, 21. forza. State morendo? No. No. Mani alzate? Ci siamo, dai. Dai. 51, sicuramente. Ma che anche in certo. cima si sono mossi. Meno Va male. bene. Grazie, grazie. Basta. Fate un bel applauso, lo Basta, siete meritati. basta. Grazie, grazie. Grazie. Basta. È stato molto interessante, abbiamo capito. Avete capito? Un po' Avete capito? stancante. Cos'è? Te ne propongo un altro di algoritmo. Andare a dormire. Ciao. Ciao Charlie. Vabbè, tornerò al mio lavoro. Esponenziale. 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 Esponenziale vuol dire che aumenta come il risultato di un esponente. Avrete sentito parlare forse della famosa partita a scacchi tra il faraone
è l'ambasciatore di Persia in Egitto. Vinse l'ambasciatore, ma il faraone volle comunque esaudire un desiderio, qualsiasi desiderio, dell'ambasciatore, come per onorare un così degno avversario. L'ambasciatore disse: Sire, voglio solo del grano. Del grano? Sì, dei chicchi di grano. Però un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera, 2 sulla seconda, 4 sulla terza, 8 sulla quarta, 16, 32 e così andare fino alla 64esima casella della scacchiera. Beh, al faraone sembrò una richiesta tutto sommato modesta e ordinò immediatamente al tesoriere di esaudire il desiderio dell'ambasciatore. Sapete come andò a finire? Beh, che il tesoriere fece i conti per una settimana e li rifece, il numero era enorme. Poi ritornò dal faraone e disse: Sire, per esaudire il desiderio dell'ambasciatore non solo non basterebbe il raccolto dell'intero Egitto, ma non basterebbe il raccolto dell'intero Egitto per 10 anni. Ad oggi questo numero, che vi ricordo essere 2 alla 64 meno 1, rappresenta il prodotto mondiale di grano annuale per 1500 volte però. Gli esponenti possono riservare delle belle sorprese, no? Anche la mia capacità di fare danni è esponenziale. Posso cancellare i tuoi ricordi, e i tuoi, e i tuoi, i tuoi, i tuoi, anche i suoi prof, e anche i suoi sindaco. Sì. E posso fare questo senza che voi ve ne accorgiate. Posso innescare delle reazioni a catena ed espandere così il mio esercito in maniera esponenziale, appunto. Sì. E voi potete stare lì e manco ve ne accorgete. E quando ve ne accorgete potrebbe essere troppo tardi. E mi sa che ho già cominciato. Ma... Cavolo. Capisco. Questo è giusto. Ma Questo non fa niente. Bob, Che cavolo è questo? sembra anche a te di sentire... sentivo mentre leggevo un rumore di fondo, ma non ho capito bene. Ti stavi già addormentando? No, non riuscivo a prendere sonno dopo l'esercizio, ma spaccato un ginocchio, Perché figurati, c'è mi mettevo questa a dormire, però sentivo sto rumore, mi deconcentrava effettivamente. Pure il file è questo. Ma che secondo te che cos'è? Non È so. questo il file. Se lo provo anche Potremmo- da quella parte. Ma dici è Charlie? Allora, aspettate, sento. Senti, sbuffa, oh. Open, pancreas. Senti, se comincia a mode, sbuffare, si arrabbia, non si dorme più. file. Quindi io, senza far finta di niente, mi presenterei. Vediamo, sì. Charlie! Ciao! Ciao. Eravamo a tentare di prendere sonno, che dopo l'esercizio non è stato banalissimo, ma ti sentiamo un po' sbuffare, un po'... Non capiamo bene. Non lo so ragazzi, è successo qualcosa al mio file, sono cambiati un sacco di caratteri e non si capisce più niente. Veramente non si capiva prima comunque No, niente. vabbè, quindi- prima aveva delle istruzioni sensate, dei Ma l'hai caratteri. scritto te che volevo- questo? No, non l'ho Bello! scritto io, vi sembra che l'abbia scritto io? Cioè, vi sembra che sia comprensibile, no? Cioè, se un sacco di caratteri non si capisce niente. Quindi prima era solo complicato, adesso è proprio illeggibile, mi sembra di capire, no? Ti sei addormentata col Non gomito so, sulla è tastiera? come se qualcuno fosse entrato dentro e avesse cambiato i caratteri. Che vuol dire cambiare i caratteri? Ma sì, non vedete, non si capisce niente. Sì, quella A col cerchio sopra immagino Ma che no, non la è, usi. no, è come se qualcuno fosse
è come se qualcuno avesse cambiato proprio dei bit e quindi fossero cambiati i caratteri, avesse scambiato dei bit e fossero cambiati i caratteri. Questo sembra che sia successo. Dei cosa? Vai. Se vuoi imparare bene cosa accade dentro ad un PC, guarda fino in fondo e trova il beat. Lui passa da 0 ad 1 e tu con gran fierezza potrai dire: se voglio informazioni, guardo i beat. Let it be, lascia il beat, let it be, lascia il beat. Passa da 0 a 1, lascia il beat. Ma con un solo beat puoi dire unicamente no, sì. Invece noi vogliamo l'ABC. E allora sai cosa facciamo? 8 noi ne combiniamo, così scoprirai cos'è un byte. Let it by, lascia il by, let it be, lascia il beat. E passa da 0 a 1, lascia il beat. Let it be, lascia il beat, let it be, lascia il beat. Il codice binario, lascia il beat. Let it be, lascia il beat, let it be, lascia il beat. Passa da 1 a 0, lascia il beat. Con 8 bit puoi ottenere 2 alla 8 diversi byte e così comporre ciò che vorrai. testo, immagini e suoni, tutti Fatti mescolando i byte. 2 all'8 caratteri, il codice ASCII. Il codice ASCII. Let it be, let it be, lascia il beat. Passa da 0 a 1, lascia il beat. Let it be, lascia il beat, let it be, lascia il beat. È tutta informazione, lascia il beat. Sulle mani con inizio! Lascia il beat, let it be, lascia il beat. Passa da 0 a 1, lascia il beat. Let it be, lascia il beat, let it be, lascia il beat. È tutta informazione, lascia il beat. È davvero emozionante. Che bei momenti.
Sveglia. Alice, sveglia. Scusa, ma sono già passate, sembrano passati 2 minuti. No, invece abbiamo dormito diverse ore, Poche, ma diverse. Okay. Io ho ancora questo sogno, beat, qualcosa. È vero, un po', no? C'era. Hai sentito anche tu? C'è la schermata di prima. Di prima. Quindi tutto il tempo che noi abbiamo dormito ancora non... Cioè, sta ancora impazzendo con sta roba? Aia. Cioè, sarà imbestialita. Ti immagini, non ci passa più ora. Sì, ancora sto problema del... forse potremmo fare qualcosa, no? Dobbiamo dargli una mano. Tu conosci qualcuno, qualche contatto che sappia di sta roba? Ah, sì, l'altro giorno ho trovato un biglietto da visita di qualcuno che c'entrava con... Ah, ecco qua. Assistenza informatica avanzata. Guarda che fortuna. Ma chi, questa? Sai perché? Tanto mi aspettavo un uomo. Me l'aspettavo, con l'occhialone in fondo di bicchiere, chiari segni di disadattamento sociale, ingobbato, capello incasinato. Sei il solito, scusami, Cosa c'entra? Non può essere un esperto di informatica una donna. E Charlie allora, scusa? Charlie, che c'entra Charlie? Charlie è un caso particolare, no? Forse è un caso parecchio particolare. Un po' stressata. Chiamata istantanea. Sì, forse c'è scritto anche WhatsApp. Si fa WhatsAppino, vai. Allora, vediamo. Vado? Sarà occupatissima, figurati. Ti pare? Lavorone, Ma come lavorone? Di questi tempi... Non rispondono mai io, ma ce l'hanno da fare, ti pare? Di questi tempi tutti hanno bisogno. Poi rispondessero. Vabbè, un po' di pazienza, insomma. Sì, voglia. Attacco? No, stai ancora avanti. Che fretta. In queste situazioni dobbiamo aspettare. Però... Pronto? 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 Buongiorno, io mi chiamo Alice, ho trovato un biglietto da visita con scritto assistenza informatica avanzata e avremmo un problema urgente da porle. Prego. Scusi, intanto è davvero lei il dottor Lamar? Dottoressa Lamar. Ecco, no, perdoni il mio amico, anche prima l'ha detto. No, ma è la verità, scusa, solo perché vede una donna esperta di informatica, lui crede che devono avere i brufoli, gli occhiali a fondo di bottiglia, tutte queste cose, ma comunque avremo un problema seriamente importante, ci può aiutare? Sì, sono qua, prego, mi dica. Allora, era un problema di bit o di byte? Sì, più o meno. Beh, detto così è un po' vago, può spiegare meglio? Allora io corro un attimo a parlare con Charlie e le chiedo cosa ci pensi tu, grazie. No, ma dove vai? Mi lasci con questa, che gli dico ora? Io approfitto per fare una cosa qui, sono qua. Quando siete pronti, mi dite... Dottoressa, mi scusi per prima, è che non sono tanto abituata a vedere donne che si occupano di informatica. Cioè, la nostra amica sì, Charlie è informatica, però pensavo fosse un po' l'eccezione che conferma la regola. Lo so, purtroppo questo è quello che si pensa. Eppure noi donne siamo state determinanti, lo sa, per lo sviluppo dell'informatica. Ah sì? Quando negli anni 60 i primi computer entrarono nelle aziende, nei laboratori di ricerca, i datori di lavoro cercavano dei candidati meticolosi che se ne intendessero un po' di logica e di matematica. E vista la tradizionale capacità di noi donne
di svolgere compiti di precisione, come la tessitura, fare i conti, organizzare la casa, fare la spesa. Eravamo perfette candidate per scrivere i primi programmi. Beh, ora senza nulla togliere, però la nostra amica Charlie ci ha sempre detto, insomma, che, allora voglio dire, i programmi sono una robetta abbastanza semplice, no? Perché, scusi, secondo lei, ha detto semplici, no? Sì. Secondo lei i codici necessari per il primo atterraggio sulla Luna erano semplici? Quelli no, ma mica l'ha fatti una donna. Sì. Ah, curioso, questo non avevo la più pallida idea. Beh, chissà che poi che incredibili carriere avranno fatto. Ma che carriera! E carriera! Saprebbe forse dirmi il nome di una donna informatica famosa? Direi di no. Lei stesso poco fa non era stupito all'idea che io sapessi programmare, o sbaglio? Ha forse mai visto la pubblicità di un videogioco famoso per ragazze, una sorta di Game Girl? Eppure il Game Boy lo conosciamo pure tutti, no? No, effettivamente no, non ho mai sentito parlare di un Game Girl. Lo so. Oppure se ci pensa anche nel cinema, non sono sempre dei ragazzini, i piccoli nerd appassionati di computer in grado di salvare le sorti dell'umanità intera. Sempre e solo maschi. Maschi. Mi scusi, ma vista la situazione così ostile, chi gliel'ha fatto fare di entrare in questo ambiente? Beh, era quello che mi piaceva, quindi è quello che ho fatto. E poi ho avuto un grandissimo esempio in famiglia, sia come donna che come professionista. Mia nonna, Hedy Lamar. Ah, anche lei è un'informatica? No, lei in realtà era appassionata di ingegneria, ma scappò giovanissima da Vienna e dal nazismo per inseguire la sua carriera di attrice. Pensi che è stata la prima a girare una scena di nudo in un film. Arrivata ad Hollywood, addirittura è stata definita l'attrice più bella del mondo. Insomma, grazie a una mente e un corpo splendidi, si è fatta strada nel mondo del suo tempo. Storia Era una donna libera e senza vergogna. Beh, una storia molto curiosa, devo dire. Però, che c'entra con l'informatica? Ah sì, scusi, ho divagato un po'. Allora, mia nonna era in realtà un genio. Pensi che nelle giornate di pausa tra un film e l'altro, tra varie altre invenzioni, ha gettato le basi della tecnologia che ci stanno permettendo ora di fare questa telefonata. Ha inventato WhatsApp? No, ma che WhatsApp? Le connessioni wireless. Hai sentito che i nazisti hanno intercettato un altro messaggio? Ho sentito. Credo che sia la terza volta che succede La questo terza? mese. Ma vinceranno la guerra così? Se continua così è dura. È che gli americani certe cose le fanno male. Boh, certe? Boh. Perché mi ricordo quando ero ancora in Europa, quando ero col mio ex marito. Ah, quello che vendeva armi a Hitler? Sì, sì, lui. Ma come hai fatto a stare con una persona del genere? Intanto non stava con Hitler
quando io l'ho conosciuto e comunque me ne sono andata, quindi comunque ogni tanto ascoltavo di nascosto le sue riunioni e mi ricordo, sai, e poi io ho studiato un po' di ingegneria quando ero ancora in Austria e mi ricordo che spiegavano che i messaggi quando vengono mandati su una certa frequenza. Okay. Frequenza. Una frequenza, quindi il messaggio viene mandato su una frequenza. Aspetta, ma la frequenza è la stessa che usiamo noi nella musica? Sì, una frequenza è una nota. Ogni nota ha la sua frequenza. Esatto, come ogni nota ha la sua frequenza. Come il 440 Hz, a cui Esatto. ci intoniamo il La, no? Quindi sì, è come se un messaggio... Scusa, possiamo fare quella più bassa? Certo. Grazie. È come se un messaggio fosse suonato su una sola nota. Che noia. Sì. No, e quindi se volevi intercettare quel messaggio basta che tu conosci quella nota, frequenza, esatto, ti quella metti su quella frequenza e hai intercettato il messaggio anche per l'interferenza, insomma, basta sapere quella nota. Ho sempre detto che la guerra e gli eserciti sono estremamente noiosi. Cioè, almeno noi abbiamo 88 frequenze, note, possiamo fare delle cose. Scusa, stavo pensando, no? Sì. Ma se noi prendiamo il messaggio, no? E lo dividiamo in pezzettini piccoli. Sì. E Quale poi messaggio? Un messaggio, il messaggio che dobbiamo mandare, no? E lo dividiamo in pezzettini piccoli. Tipo in sillabe o in parole? In sillabe, in parole, in pezzettini. E poi ogni pezzettino lo mandiamo ad una frequenza diversa. Ok. Tipo, Sì. prendiamo una scala, no? Prendiamo il La messaggio. scala per salire? No, la scala del pianoforte. Ok, scala tipo... Prendiamo Scala maggiore, semplice. la scala maggiore. Scala di sol. Quindi è come se un messaggio fosse suonato su un'intera scala. Wow! E quindi qualcuno, se volesse intercettarlo e capirlo, dovrebbe sapere che si deve mettere a diverse frequenze, nel diverso tempo, in questa sorta di scala. Esatto, quindi se tu non sai la chiave, cioè la scala esattamente quando hai mandato il messaggio, è molto più difficile intercettarlo che avere una frequenza sola, no? Però, oltre che la scala, in questo caso semplice, scala maggiore di Sol, che tutti quanti conosciamo, potrebbe essere una melodia. Potrebbe essere una melodia, sì, è un po' più complicato e anche la chiave è più difficile. L'altro giorno ho composto una cosa che non so se... mi vergogno un po' a fartela sentire. Fammi sentire. È una cosa piccola, cioè magari è forse per bambini potrebbe venire fuori una... Vai. Vabbè, vado. Ok, quindi è come se un messaggio fosse diviso su una melodia non decifrabile da nessuna spia. Wow. E in questo caso la chiave è questa melodia che è abbastanza semplice, giusto? Sì. Però potremmo anche fare un... Sì, questa è una chiave molto più difficile, non te la risuona. Voglio vedere se i nazisti la beccherebbero questa. Sì. Ma scusa, Sì. cioè, tu ne sai di pianoforti, no? È il mio mestiere. Io ne so un po' di ingegneria. Ma se noi costruissimo una macchina, no? Sì. Che prende i messaggi in entrata, li decompone a seconda di, mettiamo 88 frequenze come quelle del pianoforte, quindi le decompone in diverse frequenze e poi fa rispedire fuori il messaggio decomposto in cui sappiamo qual è la chiave in cui l'abbiamo decomposto. Quindi costruiamo la macchina in cui entra, cioè da questa parte, poi da questa parte esce, questo è il modulatore, poi la frequenza entra da questa parte e qui esce con l'amplificazione. Secondo me potrebbe funzionare. Ma proviamo. Ma facciamolo, secondo me funziona. Ma brevettiamolo. Yes!
E ce la fecero davvero. Brevettarono una macchina in grado di produrre segnali che possono essere camuffati per non essere intercettati. La Marina americana non aveva capito le potenzialità di questo metodo e lo rifiutò. Ma e a che serviva? In realtà questa invenzione ha rappresentato le basi della crittografia moderna. Se oggi le nostre comunicazioni sono così sicure, lo dobbiamo anche a nonna Hedy. Ma è una storia incredibile. Arrivo, ci sono. Ho chiesto un attimo. Subito, 30 secondi. Che succede? Ecco, ci sono. Scusa, ci ho messo un po'. Allora, praticamente ho chiesto a Charlie, che nel frattempo non crede che riusciremo ad aiutarla, quindi sta chiedendo un suo amico. Ma comunque io provo lo stesso a spiegarle. Allora, il problema è questo. Cioè, ci sono dei file che nel tentativo di accedere si bloccano. Praticamente il file c'è ancora, ma il contenuto è cambiato, si blocca. Ci sono dei simboli diversi, non si capisce niente. Sì, allora direi che questo è proprio un tipico caso di crittografia dei dati. Qualcuno si è inserito nel vostro PC e ha criptato i vostri dati. In pratica, per capirci, questo criptaggio cambia qualche bit del file iniziale trasformando i caratteri. Quello che dovete fare è trovare la chiave, ossia il modo per riassegnare a ogni bit criptato, cioè modificato, quello originale. Senza la chiave ho paura che non sarà possibile recuperare i vostri dati. E ora scusatemi, ma io devo proprio andare. Buona fortuna. Grazie. Grazie mille, salve, grazie. Che poi non abbiamo neanche pagato. La chiave, hai capito? La chiave. Questo dobbiamo trovare. La chiave. Pizzetta? Ma come pizzetta? La chiave. Capricciosa. Marinara. Questa è la chiave. La pizza è la chiave di tutte le chiavi. Ti sei già deconcentrato, scusa. Sapete che cosa vuol dire digitale? Digitale. Non serve che mi rispondete, state tranquilli. Digitale è qualcosa che può assumere un valore definito di stati, a differenza di qualcosa di analogico che invece varia in modo continuo. Prendete per esempio un orologio, no? L'orologio digitale c'è uno schermo. In questo schermo c'è proiettato un numero o due numeri. Prendiamo un numero, 7. Dal 7 all'8 non c'è nulla. Prima c'è 7, poi c'è 8. Basta. Qualcosa di digitale invece come l'orologio, altresì analogico, cambia costantemente perché le lancette passano, in questo caso dal 7 all'8, in maniera continua. Vi fanno vedere il 7 qualcosa, 7 un quarto, 7 e mezzo, 7 tre quarti, quasi 8, 8. Anch'io sono digitale, esattamente come il bit. Il bit, ne avete mai sentito parlare? Non serve che mi rispondete, state fermi. Il bit è l'unità fondamentale dell'informatica. I computer sono creature meravigliose, ma sono decisamente stupidi. L'unica cosa che possono comprendere è 0 o 1. Spento, acceso, passa corrente, non passa corrente. Ed eccoli qui, per esempio, delle prime forme di istruzione di una macchina, delle schede perforate. Ci sono dei forellini. Li vedete? Non serve che mi rispondete, tranquilli. Questi forellini rappresentano l'1, dove c'è la carta, e lo 0. E uno dopo l'altro, ognuna di queste schede perforate riusciva a dare delle istruzioni a dei computer che erano grandi come questa stanza. Anch'io sono una creatura digitale e come tale posso spostarmi da uno smartphone a un calcolatore, da un tablet a un computer, grazie a un sistema di condivisione. Che cos'è un sistema di condivisione? Per esempio questo,
L'avete mai visto? Di nuovo non serve che mi rispondete, state fermi. Un floppy disk, che belli che erano i floppy. Attraverso questo, oppure un CD, una pennetta USB, un hard disk, dei server, la rete per noi è stata una manna. Abbiamo iniziato a espanderci di qua e di là con estrema gioia e divertimento. Dicevo, attraverso questi dispositivi entro all'interno del vostro dispositivo, che ne so, device. Mi serve un piccolo periodo di gestazione, poi posso cominciare a lavorare. Cosa faccio di solito? Posso fare quello che voglio, posso prendere un vostro dato, cambiarlo, cancellarlo in parte, oppure posso rallentare il vostro sistema operativo, eseguendo delle operazioni nel background che voi neanche vi accorgete, oppure posso bloccare completamente il vostro sistema operativo. Ragazzi, permettetemi un attimo di farvi vedere una cosa. Quelli che io considero i miei maestri. Arrivo, queste cose sono estremamente noiose, lo so, ma scusatemi. Vorrei farvi vedere quelli che io considero i miei predecessori, i miei maestri, i miei genitori, mio nonno. Siamo nel 1987 e uno studente, proprio penso della vostra età, della Nuova Zelanda, programma lo Stone Virus, che faceva comparire all'interno del vostro computer questa fantastica schermata, ma se notate qui c'è scritto "Your PC is now stoned", which means high, fatto, sballato. Questo virus rendeva il vostro computer lento, paranoico e affamato. Oh, ciao nonno, ti amo. A proposito, siamo alla fine del 99, primi del 2000. Siete al vostro computer, in quel periodo la rete ha iniziato a essere abbastanza popolare per tutti. Aprite il vostro programma di posta, MS Outlook, e vi arriva una mail da un vostro contatto, da un vostro amico o da una vostra amichetta, con l'oggetto I love you. Wow! Aprite la mail, all'interno c'è quell'allegato, lo vedete? Che a voi sembra essere un banale file di testo, un TXT. E quindi dite, proviamo a vedere che cos'è. Lo aprite, ma quel file non è un TXT, ma è VBS ed è un worm capace di autorigenerarsi. E nello stesso momento in cui voi cliccate sopra a quel allegato, parte una mail a tutti i contatti della vostra mail, con lo stesso chiaramente oggetto. Questo virus ha fatto dei gran bei danni, tant'è vero che sia il Parlamento britannico che la CIA, che il Pentagono hanno dovuto bloccare i loro sistemi di posta per sbarazzarsene. Danno stimato $5.5 miliardi. I love you. Ragazzi, vi piacciono i film? Anche qua non serve che vi rispondete, state tranquilli. Nel 2013-2014 la Sony Pictures produce un film che si chiama The Interview, che a mio personalissimo parere è molto carino, ve lo consiglio. Bene, in questo film si narra di un ipotetico attacco al supremo leader nordcoreano Kim Jong-un, che non ha preso bene l'uscita di questo film. E infatti un gruppo di hacker di Stato nordcoreani con il nome di The Guardian of Peace, wow, è entrato all'interno dei server della Sony, che sono dall'altra parte del mondo, li ha bloccati per 2 ore, ha cancellato completamente tutto e poi ha restituito i server vuoti alla Sony. La Sony chiaramente aveva fatto dei backup. Sapete che cosa vuol dire backup? Di nuovo ragazzi, state fermi, non mi rispondete assolutamente. I backup sono delle copie sicure dei vostri file, magari in locale, magari non in rete, magari su un hard disk che tenete sotto il cuscino. Bene, chiaramente la Sony aveva dei backup e quindi il film, grazie a Dio, è uscito, che vi consiglio. E il signor Kim Jong-un se l'è presa molto, infatti ha detto che questo film era un attacco di guerra.
esagerato, un po' di ironia. Beh, ma a proposito di cose esagerate, vorrei parlarvi di questo che a me personalmente mette i brividi. Allora, questo virus si chiama Stuxnet e sembrerebbe essere stato creato da degli hacker di Stato americani e israeliani insieme, che aveva come obiettivo quello di controllare, manipolare, rallentare la produzione di energia all'interno di una centrale atomica in Iran. Adesso avete presente le sale di controllo, no? In cui ci sono tutti questi personaggi che stanno davanti a questi schermi in cui dei programmi ti fanno vedere i dati, ti fanno vedere come vanno le cose, se ci sono dei problemi, ci sono degli allarmi. Ecco, questi programmi qui erano stati completamente riprogrammati da questo virus. E quindi quelli che lavoravano in questa centrale atomica, nella sala controllo, vedevano delle cose che effettivamente non stavano accadendo lì dentro. Questo virus era estremamente ben programmato ed era impossibile da sgammare. Sapete cosa vuol dire sgammare? Non me lo dite, state tranquilli e fermi. Bene, grazie, però c'era un piccolo problema. Questo virus aveva un piccolo errore di programmazione che ha fatto sì che questo virus attraverso la rete si espandesse ad altre stazioni e centrali atomiche. E da lì poi è stato scammato. Vi rendete conto di cosa è questo virus, per esempio? Cioè questi sistemi di controllo, questi programmi di monitorizzazione e di controllo non sono solo lì dentro, sono all'interno di stazioni ferroviarie, aeroporti, fabbriche. E quindi vi lascio a voi immaginare che cosa un virus di questo tipo potrebbe fare. Io manco lo dico. Oh ragazzi, dai, sto scherzando, state tranquilli, io non voglio mica uccidervi, Sono tranquillo. Sapete bene, i virus non vogliono annientare una specie, se no dove andiamo dopo? Sapete bene questo principio, no? Io sono molto più tranquillo, io non ho mica intenzione di schiantare un treno contro l'altro o di far saltare la nuova Chernobyl. No. A me interessano i dati. Ma sapete, ragazzi, quanti dati costantemente voi caricate e affidate alla rete? Quello che vi piace fare, dove vi piace andare, la foto con il vostro morosetto, la vostra morosetta, i vostri amici, la foto di compleanno, il video, la pagella, la vostra licenza media, tra qualche anno il vostro contratto di lavoro o il vostro contratto d'affitto, è tutto lì che noi possiamo... Mi stupisce molto di come la gente è così tranquilla e costantemente assegna informazioni che sono oro oggigiorno. Vabbè, quindi ragazzi, a proposito, siamo nel dicembre del 2021 e se vi ricordate l'Italia sta riversando in una campagna vaccinale contro un altro virus. E degli hacker di Stato entrano all'interno del sistema informatico del Lazio, rubano tutti i dati degli utenti, gli utenti sareste voi in questo caso per esempio, e chiedono un riscatto per ridarli. E poi questo è capitato nelle Marche, in Veneto, e continua a capitare ogni tot mesi, se ve ne accorgete, lo vedrete. Quindi fioi, quando pensate ad attacchi informatici e a virus, quello che vi dovete chiedere non è se vi capiterà, ma quando. Scusi, ma Sì? lei chi sarebbe? Io? Io sono ransomware, il virus del riscatto. Ti rubo i dati, li cripto e poi ti chiedo un'innocente somma di denaro per riaverli. Ma pensa un po', in carne ed ossa. In persona. Prendilo! Ti ha dato io una bella formattata ora, vieni! Basti a uccidermi! Pizza antivirus! No, cosa vado? Magari fosse così facile liberarsi dai virus. La realtà è ben più complicata. Gli attacchi informatici stanno aumentando vertiginosamente. Solo nel 2022 ci sono stati 13.000 attacchi in Italia, quasi più del doppio rispetto all'anno precedente. E questi attacchi saranno sempre più precisi.
grazie all'immensa quantità di dati che noi continuiamo a distribuire in rete e a tecniche sempre più sofisticate di intelligenza artificiale. No, Rita! Cosa? Rita, l'intelligenza artificiale. Lo so. Di questo dovevamo parlare in questo spettacolo. Sì. È sulla bocca di tutti. Cioè, ChatGPT, che cosa guardare su Netflix, che cosa ascoltare su Spotify, le auto di Google che si guidano da sole. Di questo dovevamo parlare, non di pizza sì. e pianoforti. Quale intelligenza artificiale? Dovevamo parlare dei pilastri dell'informatica. Per esempio Ada Lovelace, la prima programmatrice, cioè quella che ha pensato un programma come qualcosa che potesse essere eseguito da una macchina. Io l'ho detto 10 volte di metterla nello spettacolo, non avete voluto. Ed è vissuta a metà dell'Ottocento. Vabbè Luca, hai ragione, non abbiamo parlato di Ada, però abbiamo fatto capire che all'inizio c'erano molte più informatiche di quante ce ne sono state adesso, cosa che io personalmente non sapevo e ho fatto un dottorato in informatica e l'ho scoperto solo alla fine del mio dottorato. E pensate che negli anni '80 la percentuale di donne laureate in informatica negli Stati Uniti era del 37% e nel 2010 era del 17%, cioè 20% in meno. E perché? Perché quando il computer è cominciato a entrare nelle case di tutti, l'educazione del momento prevedeva che i figli dovessero occuparsi di elettronica, mentre le figlie dovessero occuparsi di bambole e cucine in miniatura. Ma la situazione sta cambiando. Giovani programmatrici sono pronte a mostrare il proprio talento, ma è necessario cambiare la cultura per promuovere l'inclusione. Il punto è che l'informatica ormai fa parte di ogni aspetto della nostra vita. La convivenza tra uomini e macchine richiede collaborazioni diverse e nuove forme di interazione. C'è bisogno del contributo di tutte e tutti per la formazione di nuove competenze. Ci serviranno per affrontare le sfide dell'informatica e per guidare la nuova società digitale. Ci serviranno necessario cambiare la cultura e richiede diverse forme di interazione. Ma è necessario cambiare la cultura per promuovere diverse collaborazioni è e necessario nuove cambiare la forme. cultura. Dobbiamo presentarci. Sì. Andiamo fuori, poi rientriamo. Marita, vai tu, presenta. Anche io. Grazie mille a tutti, grazie. Grazie. Ora, come negli anni 70, segue il dibattito di 4 ore sulle tematiche ottenute, quindi saranno... non andiamo via più. No, noi siamo i topi da laboratorio, permettete di presentarvi i ragazzi. In fondo abbiamo Luca Grisanti, chimico. Rita Nogherotto, fisica. Laura Nenzi, matematica. Daniele Tenze, geologo. E attore, geologo ma anche attore, No, Sì. no, geologo, basta. Si vede. mentre noi no. Riccardo Cucini, fisico. Vabbè, niente, grazie ancora di tutto, grazie all'Università di Udine. La professoressa Dattolo in assolutamente. particolare, che ci ha coinvolto in questo bel progetto. Ai tecnici del teatro. Grazie. Grazie. E a voi. A voi per essere qua. Ringraziamo chi ci ha prestato la pianola e le macchine del fumo. Che non ha Che non ha funzionato. funzionato. E grazie a voi per la scenografia con i cellulari in attesa, grazie, bravi, ben fatto.
Bene? Grazie a tutti. Rimanete sul palco, ragazzi. Ringraziamo nuovamente, tornate pure in scena i Topi da Laboratorio per il loro spettacolo Let It Beat. A me non resta che chiamare sul palcoscenico per l'ultimo saluto, l'ultima foto tutti assieme, il team che sta dietro al progetto STEM for All, ovviamente quindi la professoressa Dattolo e le dottoresse e i dottori Andrea Piovesan, Martina Urizio, Roberta Maluta, Nicole Della Libera e Alina Zaria. Chiamiamo tutti qui. Grazie mille. Oh, sì, c'ho il coso. Ci siamo tutti, professoressa? Ci siamo tutti, benissimo. Grazie. Grazie a voi. Io mi metto però a lato perché insomma mi metto qua e facciamo una bella foto tutti assieme. Dove guardiamo? Là, vedo dei cellulari, vedo... Cheese. Dite tutti STEM. STEM. Forse anche di qua, rivolgiamoci anche qui alla nostra destra. E penso che... Selfone. Un selfie. Come i concerti. Selfie con il pubblico come i concerti. Sulle mani, ragazzi, fatevi vedere. Magari facciamo un pochino di luce in platea, si può? Luce in platea. Ricky, non ti si vede però. Ah, proprio a mo' di concerto con i cellulari. Grande. Grazie. Grazie a tutti. Noi vi salutiamo. Ha registrato tutto? Dai. Patrizia, non sei salita prima, ma... Grazie. No, devi stare... Non so con che inquadratura. Mi dici quella cosa lì. Un'altra foto anche con la professoressa Stabon che prima non c'era, che io ricordo dai miei tempi al liceo scientifico, tra l'altro. Vabbè. L'ultima foto. Eccoci, ora siamo veramente al completo. Io vi congedo, vi ricordo anche l'appuntamento con il Festival Collegamenti, organizzato sempre dall'Università degli Studi di Udine, che si tiene dall'8 al 17 giugno 2023 presso Palazzo di Topo Wasserman di Udine. È un festival che vuole proporre una lettura della realtà chiamando la scienza a confrontarsi con il presente. Quindi ci sarà occasione di discutere di scienza, ma di molte altre cose dall'8 al 17 giugno. Con questo vi saluto, vi ringrazio e una buona giornata a tutti.